E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sta accadendo esattamente quello che i Soloni, quello che l'editorialista collettivo, quello che le anime belle ci avevano assicurato non sarebbe mai potuto accadere, ovvero Vladimir Putin è dentro lo schema Trump del negoziato al 100%, non solo, ma la telefonata di ieri tra Trump e Putin ha segnato degli oggettivi, seppur parziali, passi in avanti nel percorso che può portare alla pace in Europa. La pace in Europa, che dovrebbe essere obiettivo condiviso anzitutto dai suddetti Soloni, che invece sono in questi giorni molto impegnati a lucidare il cappello da Bonaparte immaginario di Emmanuel Macron e a sostenere il bluff dei volonterosi, che non hanno nessuna cogenza politico-militare senza l'America, mentre nella bolla va in scena questa finzione attorno a un'iniziativa e una possibilità di iniziativa autonoma dei cosiddetti volonterosi. La telefonata Trump-Putin ha segnato degli oggettivi passi in avanti. Citiamo solo il più clamoroso che emerge stamattina per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che sostanzialmente ci ha informato che i contatti diplomatici tra Russia e Ucraina, quelli convenzionali e duraturi, non l'interlocuzione diciamo per esempio parziale che c'è stata in Turchia e che ha prodotto sostanzialmente lì un nulla di fatto, ma i contatti diplomatici convenzionali tra Russia e Ucraina sono stati ristabiliti. Sono in corso contatti tra russi e ucraini, i contatti sono stati effettivamente ristabiliti, dice Peskov, il che è molto importante in questa fase ed è indubbiamente molto importante. Risultati della telefonata. Ovviamente ognuno ha il suo racconto e i due giochi continuano a essere diversi, cioè sicuramente Putin continua a dilazionare il percorso della trattativa, continua a riempirlo di specifiche, di perifrasi che gli lasciano spazi di manovra per conquistare qualche altro chilometro di steppa del Donbass, poi non si capisce poi alla fine che utilità di fondo abbia, ma comunque tende a dilazionare lo schema della trattativa, ma non mette in discussione il formato della trattativa. Anzi, da ieri è pubblico il fatto che Putin si è detto non solo favorevole a una risoluzione pacifica della crisi ucraina, presa di posizione mai udita per esempio sotto l'amministrazione Biden, ovviamente, dove ci si era impantanati in una guerra di trincea senza fine, ma ha anche calato un primo, seppur dilatorio, passaggio concreto di questo percorso che deve portare alla pace. La Russia è pronta a lavorare con la parte ucraina su un memorandum, su un possibile futuro accordo di pace, con la definizione di una serie di posizioni, come ad esempio i principi della soluzione, i termini di un possibile accordo di pace e così via, compreso un possibile cessate il fuoco per un certo periodo di tempo se vengono raggiunti gli accordi pertinenti. Cioè sostanzialmente la posizione di Putin è stata: siamo pronti a concordare con la controparte un memorandum sulle regole di ingaggio, diciamo, del negoziato, non ancora sui risultati finali. Se questo memorandum va in porto, siamo pronti al cessate il fuoco. È la posizione con cui ha aperto Trump e a cui mira Trump? No. È un passo avanti oggettivo? Sì. Trump da parte sua, infatti nella comunicazione dei risultati della telefonata lo ha incalzato di nuovo. Russia e Ucraina avvieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco e soprattutto per la fine della guerra. Le condizioni per farlo saranno negoziate tra le due parti, perché conoscono loro i dettagli di una trattativa di cui nessun altro è a conoscenza, cioè sostanzialmente gli sdogana il format del memorandum. Ma poi lo stana su due fronti. Da un lato ricorda l'elemento economico-commerciale, da cui Putin non può prescindere. La Russia vuole avviare un commercio su larga scala con gli Stati Uniti una volta concluso questo catastrofico bagno di sangue. E io sono d'accordo. La Russia ha un'incredibile opportunità
di creare enorme quantità di posti di lavoro e di ricchezza. Cioè Trump tra le righe sta ricordando a Putin che la situazione economica della Russia, impantanata anch'essa in questa guerra perché strappa pochi metri al giorno, è alla lunga insostenibile. L'economia è a crescita zero, l'inflazione è intorno al 10%, c'è un calo dei prezzi dell'energia, mentre nel frattempo vengono feriti o uccisi 1500 soldati al giorno. Trump gli sta dicendo che anche la Russia può entrare nella visione della Pax Trumpiana, che è sostanzialmente all'insegna del binomio pace e commercio, pace e prosperità, dove non passano i cannoni, passano le merci, diceva Frédéric Bastiat. E poi soprattutto Trump riprende, detto male, l'assist diplomatico del Papa, ricorda che il Vaticano sarebbe molto interessato ad ospitare i negoziati, che il processo abbia inizio. Questo da un lato ci suggerisce che il Papa americano e il Presidente americano sono molto meno lontani di quello che la borgata progressista ci ha raccontato. Tra l'altro ieri c'è stato Vance in udienza dal Papa e la tempistica non è casuale. Dall'altro, dando sponda all'iniziativa diplomatica vaticana, fa ulteriore pressione su Putin. Ultimo elemento saliente da parte di Trump, ha detto ai giornalisti: io ho una linea rossa ma non posso dirla perché il negoziato è già abbastanza complicato. Cioè c'è un'arma pressoria ulteriore di cui non siamo a conoscenza, che probabilmente consiste nelle sanzioni vere e pesanti, non quelle andate in scena finora, delle sanzioni anche sotto forma di dazi enormi alla Russia, chi commercia con la Russia. Probabilmente c'è anche la possibilità di rifornimenti di armi che non sono mai stati dati all'Ucraina nel caso che Putin sia recalcitrante, andare fino in fondo. Cioè Trump ha una sua linea rossa che noi non conosciamo ma Putin conosce. Quindi all'interno di un percorso irto di difficoltà, dove Putin persevera a trascinare il suo gioco di scacchi e dove Trump invece continua a incalzarlo per andare a vedere le carte finali, si segnano oggettivi passi in avanti verso la pace in Europa, tra cui la ripresa dei contatti diplomatici Russia-Ucraina e un primo impegno specifico da parte russa, cioè un memorandum per costruire il negoziato. Già tutto questo ci avevano detto che non sarebbe mai stato possibile, ma d'altronde non è la prima volta che loro signori cannano le analisi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio